Questa sera a Napoli è scoppiata una vera e propria bomba e per voi, fedeli e appassionati tifosi del nostro club, sono già arrivate notizie fresche ed entusiasmanti da dietro le quinte. Come sempre, il nostro canale vi porta i dettagli più affidabili e aggiornati su tutto ciò che riguarda il nostro Napoli. Approfittate quindi di questo momento, lasciate subito il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuna notizia. Perché la mossa di cui vi parleremo ora riguarda un grande nome che potrebbe prendere in mano la porta azzurra nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il Napoli avrebbe già avviato una trattativa con Vanja Milinković-Savić, attuale portiere del Torino. Il gigante serbo, noto per il suo fisico imponente e le sue prestazioni sicure, è visto come una forte opzione per rinforzare la porta partenopea, soprattutto con l'arrivo di Antonio Conte. Il nuovo allenatore vuole costruire una squadra forte per affrontare la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League, e ritiene che il reparto dei portieri abbia bisogno di due nomi forti e affidabili da ruotare con sicurezza nel corso della stagione. I primi contatti sono già avvenuti e l'atmosfera è di cauto ottimismo. Nel frattempo, la situazione di Alex Meret rimane indefinita. L'attuale numero 1 del Napoli ha un contratto fino al 2025. Ma il rinnovo si è scontrato con le richieste economiche. Meret vuole includere nel nuovo contratto dei bonus di rendimento, ma Aurelio De Laurentiis non è disposto ad accettare queste condizioni. Le trattative proseguono, con un nuovo incontro previsto a breve che, a seconda del tono dei colloqui, potrebbe sancire il rinnovo o la fine del ciclo di Meret al Napoli. Per questo motivo la dirigenza sta già valutando i nomi sul mercato e Milinković-Savić è uno dei favoriti della lista. Allora, tifosi del Napoli, vi piacerebbe vedere Milinković-Savić con i colori del nostro club nella prossima stagione? Pensate che sarebbe un miglioramento rispetto a Meret o l'attuale titolare merita ancora fiducia? Commentate la vostra opinione qui sotto e costruiamo insieme questa conversazione. E naturalmente, se vi sono piaciuti questi retroscena, non dimenticate di lasciare un super ringraziamento per rafforzare il canale e continuare a ricevere tutte le notizie dal nostro amato Napoli.